presepe vivente alla residenza Pio XII, un progetto che nasce nel 2016, un progetto suggerito dal dottor Dalmuto, il direttore della struttura, il quale ricorda ancora che mi disse di proporre agli ospiti, ma un po' a tutti, di costruire un presepe vivente. Devo essere sincero, all'inizio ho avuto un po' di emozione, ma soprattutto di paura, perché per me era una novità. Ma dopo, attraverso un tam tam, ci fu la partecipazione donativa di tantissime persone che hanno in qualche modo aderito attraverso varie figure come i pastori, gli angioletti, i figli dei dipendenti, i nostri cari nonni e tante altre figure, facendo in modo che il presepe di quell'edizione fu veramente molto bella e soprattutto ricca di emozione. Da allora siamo arrivati all'edizione 2024, un'edizione veramente particolare perché nello spirito della coesione sociale e dell'intergenerazionalità in questo progetto hanno partecipato tantissime figure molto diversificate che con un aspetto donativo hanno contribuito a fare in modo che questo presepe fosse veramente bello e ricco di emozioni. I nonni in primis attraverso le figure sia della donna che fila, del panettiere, ma anche dei Compañeros, questo gruppo musicale che è nato 2 anni fa con il laboratorio musicale capeggiato da Luisa Benato, che ha creato veramente qualcosa di eccezionale. I nonni che incominciano a suonare attraverso degli strumenti tra l'altro fatti da loro, e poi i figli dei dipendenti meravigliosi, gli angioletti, i re magi, lo zampognario che addirittura è venuto da Asiago, i volontari, queste figure meravigliose, eccezionali che io non smetto mai di ringraziare. Veramente è stata un presepe di tutti, un presepe del Civitas Vitae, ma mi sento di dire proprio della fondazione, un presepe a cui hanno partecipato veramente tutti, anche i bambini del centro infanzia Clara e Guido Ferro, che hanno partecipato con dei bigliettini che poi sono stati donati dagli angioletti a tutti i nonni. Questa edizione ha veramente creato delle forti emozioni, devo essere sincero, anch'io sono molto emozionato. Il presepe vivente è sicuramente qualcosa di impegnativo, ma è anche qualcosa di profondamente emozionante. Noi abbiamo voluto ripetere qualcosa che affonda le radici nel 1200 con San Francesco, che fu il primo, il capostipite a creare il presepe vivente. Il nostro è un presepe vivente molto emozionante e ha creato profonda emozione un po' a tutti, ed è con questa emozione che io mi sento di augurare a tutti veramente buon Natale.